So che a Frassinelle Polesine, 1500 abitanti a sud di Rovigo, dove il sindaco Ennio Pasqualin è veramente tra la gente. E da quest'anno fa anche l'autista del pulmino dei bambini della scuola materna. Ci racconta questa esperienza? Certo che la racconto, ed è un'esperienza bellissima, perché quando si sta con i bambini credo siano i più bei momenti anche per i rappresentanti delle istituzioni, i più bei momenti che si vivono quando sono con loro, che ti fanno 100 domande con i loro sorrisi, le loro tenerezze. Ecco, dimentichi i problemi che oggi sono, lo sapete, enormi per i comuni. E lo si fa volentieri. Ovviamente faccio questo servizio assieme ad altri, perché da solo sarei impossibilitato a farlo. L'associazione Hauser in questo mi dà un forte aiuto e ci interscambiamo quando ho degli impegni. C'è chi mi sostituisce, io sostituisco loro quando hanno altri impegni e diamo questo servizio che così non costa nulla alla nostra scuola materna. Tra l'altro questo pulmino che usate per i trasporti, so che l'avete finanziato anche rinunciando a parte delle vostre indennità di amministratori? Sì, è vero, è vero. Noi questo pulmino da 9 posti l'abbiamo acquistato con il contributo della Regione Veneta e con la rinuncia dell'indennità di carica da parte del sindaco, assessori e consiglieri per 17 mesi, e così siamo riusciti a mettere assieme la somma necessaria per acquistare questo pulmino, che è al servizio, oltre che della scuola materna, ovviamente per il trasporto degli ammalati, degli anziani nei posti di cura. Abbiamo detto prima, sindaco tra la gente, ma cosa vuol dire stare realmente tra la gente, tra i propri cittadini, viste le difficoltà oggettive in cui si ritrova a operare un sindaco? Vuol dire essere uno di loro, accettare le loro domande fuori alla domenica dalla Santa Messa, accettare il colloquio quando vai a prendere il giornale, accettare le loro domande, le spiegazioni quando vai a bere il caffè, accettare che arrivino, poche volte devo avere perché sono molto rispettosi, che vengono a suonare il campanello e ti chiedono delle spiegazioni, domande e problemi che sono la quotidianità della nostra comunità. Ecco, e credo che questo si deve fare, deve essere fatto con la semplicità e l'umiltà che è caratteristica delle nostre comunità rurali, ma che veramente dà soddisfazioni enormi dal punto di vista umano, ecco, che sono irripetibili. Ecco, per questo che io mi ritengo fortunato di essere sindaco di una comunità, come credo tutti i sindaci delle piccole comunità. Mi ritengo fortunato di essere a capo di questa comunità. E la gente invece cosa chiede al suo sindaco, alla giunta e agli altri consiglieri? La gente qui chiede, ecco, la soluzione dei problemi che sono i problemi di tutti: avere servizi, avere una bella scuola materna per dire efficiente, avere il teatro che abbiamo inaugurato quest'anno e che adesso da sabato iniziamo la rassegna teatrale, avere la bella piazza che come vedete è in costruzione, avere la pista ciclabile, il più bel investimento che io possa aver fatto in questi 8 anni. Io intendo come amministrazione comunale. Perché? La nostra comunità è divisa in 2 centri di 750 anime ciascuno. Ecco, è un po' di rivalità storica, è inutile negarlo. La pista ciclabile è stato un elemento unificante. Oggi è una brutta giornata, quindi, ma se voi venite anche con il freddo, nelle belle giornate di sole, voi vedete una processione, nel senso vero della parola, a passeggiare nella nostra pista ciclabile. Evidentemente la gente ne sentiva un gran bisogno per il loro problema fisico, ma anche per unire i 2 centri che
storicamente erano un po', come dire, in rivalità. Nonostante le difficoltà, comunque il vostro comune è riuscito a concretizzare anche qualcosa di nuovo, la pista ciclabile, ma adesso anche un teatro. Certamente, certo che con le nostre forze non ce l'avremmo mai fatta, ma grazie al contributo della Regione Veneta e della Fondazione Cassa di Risparmio, che sommando i due contributi arriviamo a circa l'80% del costo di restauro, siamo riusciti, dopo anni, decine di anni di abbandono, a ricostruire, a riportare allo splendore, ecco, di un tempo questo teatro, che è stato costruito nel 1932 dall'allora Gioventù del Littorio, perché il comune aveva donato un pezzo di terreno e loro di sabato e di domenica se lo sono costruito. Un comune, per quanto piccolo, ha bisogno di dipendenti per funzionare. Quanto personale ha il vostro comune? Come li gestite? Il comune ha 3 esterni, 4 nel settore impiegatizio e poi 2 come l'ufficio tecnico, in convenzione con un altro comune, la segretaria con altri 2 comuni. Questi sono i nostri dipendenti. Ci tengo a dire, perché sentiamo in giro che con i nostri dipendenti vi è un rapporto bellissimo, e lo sottolineo, sono tutti impegnati come fosse una gestione loro propria, la sentono come loro. Ecco, noi abbiamo creato questa familiarità e devo dire che siamo invidiati proprio per questo, per il buon rapporto che c'è tra l'amministrazione e i dipendenti. Mi dispiace per taluni colleghi che invece hanno rapporti piuttosto difficili, che ovviamente ci rimette la gestione. Però noi siamo veramente fortunati, il merito sarà dei dipendenti ma anche degli amministratori, che riescono sempre a trovare un equilibrio nel rapporto amministratore-dipendente. Comunque anche voi dovete ricorrere a unioni, a forme associative per far girare tutta la macchina comunale. Certamente, il futuro non può prescindere da queste soluzioni. Addirittura noi prospettiamo anche, non escludiamo la fusione. Sinceramente mi devo lagnare, perché ieri sera ci siamo incontrati 3 sindaci, mi devo lagnare perché noi stiamo lavorando per queste funzioni associate, se non che ci viene la tegola che entro il 1° aprile dobbiamo istituire la stazione unica appaltante. Ma io mi chiedo, ma è mai possibile che chi ci comanda, ci governa, ci sia sempre con il fiato sul collo, non ci faccia respirare questi provvedimenti? Comuni piccoli come il nostro, come fa un comune dei 7 prendersi la briga di gestire la stazione appaltante per tutti i 7, quando abbiamo tecnici, funzionari a scavalco con altri comuni? Non lo so. E mi trovavo in Piazza Maggiore ad Est e vedevo arrivare cami di gente disperata che chiedevano informazioni evidentemente dei loro familiari. Hai visto Antonio? No, e la Lucia dov'è? Ho visto negli occhi la disperazione. Io non mi rendevo conto cosa succedesse. Sono andato a casa e ho chiesto ai miei genitori di che cosa, quello che avevo visto e di che cosa poteva trattarsi. Loro, che avevano seguito per la radio, allora la televisione non c'era, hanno detto: ma lo sai che il Po ha rotto gli argini? Evidentemente sono gli sfollati dal Polesine che vengono qui, difatti si sono messi preparati nelle scuole, nella parrocchia. Io ricordo vi era un nucleo
anche di Frassinelle, che poi quando sono venuto a abitare qui ci siamo rincontrati ed è stato un bel episodio, insomma, ecco, ricordare quei momenti, quei ricordi, anche se infelici, ma la grande amicizia e soprattutto la solidarietà che giustamente abbiamo profuso per questi poveri, ecco, sfortunati cittadini polesani. Perché il territorio polesano è un territorio fragilissimo, bello da vivere, è straordinariamente bello, ma è molto fragile, quindi bisogna stare attenti a non tradire l'ambiente. Abbiamo i 2 più grandi fiumi d'Italia che fanno da confine del Polesine. Abbiamo il terreno più fertile, forse, o uno dei più fertili del mondo, e quindi acqua e terra, questo è il nostro petrolio, questo è il nostro futuro, su questo si deve basare lo sviluppo del Polesine. Abbiamo una terra ricchissima, poi seminare, piantare qualsiasi cosa e dà frutti straordinari. Qui l'acqua abbonda e quindi qui sta lo sviluppo e il futuro del Polesine, secondo la mia modestissima opinione. Ecco, come vede alla sinistra sono iniziati i lavori per la costruzione di una casa di riposo, 80 posti non autosufficienti, 40 autosufficienti, che ci è stata assegnata dal piano di zona della conferenza dei sindaci. La cosa straordinaria è che pur essendoci in questi 41 comuni titolari di case di riposo, hanno votato all'unanimità perché questa venga costruita a Frassinelle, proprio per la peculiarità di queste aree grandi, verdi, questi paesaggi bellissimi. Quindi anche i nostri anziani avranno spazi verdi, giardini, e staranno bene negli ultimi anni della loro vita. Questa è la pista ciclabile di cui vi parlavo, che unisse i 2 centri, ecco, 2 km e 200. Questo è il cordone ombelicale tra la chiesa e il capoluogo dove siamo stati prima. Questo è stato senza dubbio il più bel investimento che la nostra comunità possa aver fatto, proprio per quell'elemento unificante tra le 2 comunità, tra le 2 parrocchie. Ci vediamo domani! Se no le mamme mi gridano se li porto in ritardo. Ciao, bimbi, fate bravi del Fulmino! Sono molto bravi. Salutate Lucia e anche... Ciao, Lucia! Ecco qua, Magda comincia a farli salire, avanti. Thomas. Ecco qua, ognuno al suo posto. Calmi, eccola. Mettiamo le cinghie. Mettiamo qualcuno davanti? Sì, Italo è al suo posto vicino a me. È lui che mi vuole contendere il posto di sindaco. Italo vuol fare il sindaco. Vedo io